Feveliur ai predis, fis di Aaron e di Ziur. Nissun predi non ha di diventare socio tocchiant un muar de so parintat. Fare il caso di un parin stret, la mari, il pari, il fi, la fie, il fradi, la surfantate, che vive con lui e che non è stati di nessun uomo, parie al poderà diventare socio. Un uomo non ha di diventare socio paesiai e profanansi. I predis non hanno di fasi tonsuri sul chiaf, non hanno di starunzare le barbe e non hanno di fasi taiste l'orchiar. A saranno consacrati per lor Dio e non profaneranno il nome dal lor Dio, perché che a son lor che offrissin i regali dal Signor, la mangiative dal lor Dio, perché e han di essi sans. Non han di sposare une sdrondine o une femmine già disonorate o parate via dall'uomo, perché che son consacrati per lor Dio. Tu has di considerarlo santi il predi, perché che offrissi il nutrimento al tuo Dio. Per te alla di essi une persone sante, perché che io, il Signor, che os fa sans, o soi santo. Se la figlia di un predi perde l'onor facendo la maledite e disonore suo pari, sia di brusale. Il predi, sorestanti enfri sies fradis, che le sa strucchiat sul suo chiafi il voli de unzion e che la vu delle investidure mettinsi intor la monture benedide, non la di sghiavelassi ni di sbregassi vestis. Non la di ladonghi di nessun muart, e non la di sporchiassi neanche per sopari o per somari. Non la di saltar fur da santuari, e non la di profanare il santuario del suo Dio, perché che l'ha intorsi la consacrazione dal vueli che lo ha unzuto il suo Dio. Io o so il Signor. A sposare una vergine, non potrà sposare ni una vedue ni una paradevie, ni una disonorade ni una pelande, ma alchiolerà come una vergine de sointe. Così non disonorà la sua discendenza fra mieci dal suo popolo, perché che io o so il Signor, che lo fa santo. Il Signore fevela a Mosè e dise, disi a Aaron, tes generazione sa vigni, nessun de to discendenze che al vedi qualche pecchie, non podarà la donghi dal suo Dio, per offrire la mangiative, perché che non pos vicinarsi nessun uomo che al vedi qualche pecchie, ni il vuarp, ni il quet, ni quel che l'è mutilato malfat, ni quel che l'ha una pecchie tal piso o tes mans, ni un gobbo, ni un nanul, ni un che l'ha un tacole tal voli, o la rogne, o plai scabutin, o una pecchia di nature. Nessun uomo di ghernassia dai predi Aaron, che al vedi qualche pecchie, non potrà svicinarsi al Signor per offrire la mangiative. Alla una pecchie, non la di la donghi dal suo Dio a offrire il nutrimento. Al potrà mangiare il nutrimento dal suo Dio, tanto gli robi santissimis che santis, ma non potrà sdonghiarsi dal vel, ni la donghi dall'altar, perché che la una pecchie. Non la di profanare i miei lux sans, perché che o so il Signor che io fa sans. Mosè fevela così a Aaron e ai sei figli e a 12 figli di Israele.